Buongiorno a tutti voi, voglio stringermi fortemente con tutte le persone che in qualche modo con queste scosse hanno perso qualcosa, hanno perso i propri cari, hanno perso affetti, ricordi, la casa. Voglio stringermi e dirvi fatevi forza, lo so, non è facile, non è una cosa del tutto facile. Purtroppo si spera che la natura possa trovare un assestamento e che tutto questo possa finire presto. Io da parte mia voglio mandarvi un grosso abbraccio e un bacione grande e dire siate forti perché noi siamo con voi e nella nostra preoccupazione col pensiero ci uniamo a voi affinché questa natura possa fermarsi e Dio possa metterci la mano. Un caloroso abbraccio e un bacio grande da Franco Celestiani. Ciao, salve a tutti, sono Artista Dodi e Lorenzo. Io vi auguro con tutto il cuore che si fermerà presto e mi raccomando, anche voi fate una preghiera per queste persone che stanno subendo il terremoto, per le persone che hanno perso i propri cari, ok? Un bacione tutti forte da Artista. Vorrei mandare un bacio a tutti i terremotati e volevo dirvi tiratevi su, che il tempo sta con voi. Un bacio. Ciao a tutti gli italiani, in questo momento mi trovo a Londra. Ho saputo delle brutte notizie delle scosse di terremoto che si sono situate in Italia. Ragazzi, io inizio subito a dirvi diamoci una mano, siamo italiani, abbiamo voglia di vivere. Io sono qui per darvi una mano, nel cuore e nella mente. Ragazzi, aiutiamoci, siamo italiani, abbiamo una voglia di vivere, la voglia di cantare. Voglio mandare un bacio a tutte le persone colpite dal sisma. Voglio dirvi siamo molto vicini, se possiamo fare qualcosa a vostra disposizione, noi siamo qui, basta che ci chiamate. Un bacione forte forte. State uniti, scusatemi. State uniti, un bacione. Buonasera amici, voglio fare questo video per dare un po' di solidarietà a tutti questi ragazzi che purtroppo stanno subendo questo terremoto che è una cosa bruttissima. Io ho una brutta esperienza perché sono in Emilia Romagna, a Modena, e quando è venuto qua è stata la fine del mondo, ma mai come quello che sta succedendo ad Amatrice e in tutte le province. Io voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti gli abitanti di Amatrice e provincia, e voglio fare un grande applauso alle forze dell'ordine, ai volontari e ai militari che veramente stanno lavorando tanto per queste persone. Che dire, vi capisco con tutto il cuore perché ci ho passato in primis, prima io, e avevo tantissima paura. Vedere queste cose per telegiornale, tutti questi disastri mi fa star male veramente. Amici, io vi mando un abbraccio forte da parte mia a tutti quanti voi e speriamo che finiscono queste scosse di terremoto perché non ne potiamo più. Un in bocca al lupo a tutti quanti voi e a tutte le forze dell'ordine, alla protezione civile, ai volontari, tutti quanti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Da Angelo Morris, un bacio affettuoso a tutti quanti. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, sto un po' amareggiato perché per le cose che stanno accadendo qui in centro Italia, questo terremoto che sta impaurendo non solo tutta la Campania ma soprattutto le persone in cui vengono colpiti proprio al posto in cui viene affrontata questa cosa molto brutta, molto difficile, molto triste, ma soprattutto pensierosa. Voglio affiancarmi a tutte le persone che stanno vivendo queste cose, compreso la mia città, Napoli, perché sta colpendo anche Napoli.
Vi abbraccio a tutti, vi auguro una vita nei migliori dei modi e di vivere nella pace e nella tranquillità e che finisca tutto questo. Un bacio forte dal vostro artista Giuseppe Mappa. Forza raga! Buonasera, sono Robby Silveri, ho voluto fare questo videomessaggio a tutte le persone colpite dal terremoto. Io mi trovo in Germania e tramite mass media abbiamo sentito e visto cosa sta succedendo lì. Mi associo con tutti gli altri artisti della musica napoletana e vi siamo vicini con il cuore. Un bacione da parte mia. And so